è un anno oggi, speriamo che non ne passi un altro, speriamo di avere buone nuove. Lo sa che qualsiasi cosa sia successa, noi siamo qui e siamo pronti a ripartire, ricostruire. Pierfrancesco ed Emilia sono i genitori di Marianna Cendron, scomparsa ormai da un anno. Era il 27 febbraio 2013 quando l'allora diciottenne di paese spariva misteriosamente dopo il turno di lavoro a Castelfranco Veneto. Da quella sera di lei non si è saputo più nulla. Le piste che sembravano portare verso la Bulgaria e verso la Francia non hanno condotto a niente. All'ultimo vertice in prefettura era stata tentata la strada delle farmacie. Se è da qualche parte o qualcuno che magari la può tenere, eccetera, e che lei ne faccia richiesta, si muova per prendere un farmaco che può essere potassio o un similare. Ma anche su questo non è arrivata nessuna segnalazione e così l'angoscia continua nonostante la vicinanza della comunità. Siamo in difficoltà, oggi è un giorno di grossa difficoltà perché il silenzio ci uccide e l'impotenza pure. I genitori di Marianna vogliono però farle sapere che mamma, papà e il fratello Giorgio la aspettano. Sicuramente avremo fatto degli sbagli, siamo qui per rimediare e per continuare ad aiutarla e a crescere insieme. Insomma. Noi confidiamo e speriamo che veramente un miracolo, una grazia, un ritrovamento, trovarla come vogliamo noi, come si attivano molto comunque i carabinieri, che il fine è proprio trovarla a qualsiasi costo.